E intanto il passaggio a metà gara è in acqua la prima serie maschile ragazzi dei 100 d'orso. Eric Buoro il più veloce 28,96 con Luciano Malo in seconda posizione, poi Taffarello in terza. Siamo già nella vasca conclusiva, ricordiamo il tempo da battere di Filippo Candeo 1:03:04, il testa a testa finale, Eric Buoro in 4, Mauro Luciano Malo che rientra dalla terza corsia, rush finale con Malo che va a vincere 1:00:21 per Mauro Malo davanti a Eric Buoro.